Sul progetto di telemedicina, il 21 dicembre, il Messaggero diceva questo. Ma la realtà è ben diversa. Già a fine marzo la Toscana ha incominciato a seguire i primi 20 pazienti Covid positivi a domicilio e ad aprile la Lombardia ha fatto le linee guida per la gestione a domicilio dei pazienti positivi. A fine gennaio in commissione abbiamo chiesto all'assessore e ai dirigenti della sanità regionale a che punto è la telemedicina e naturalmente hanno scaricato la colpa della lentezza della presa in carico dei pazienti a domicilio a una scarsa adesione dei medici di medicina generale. I medici di medicina generale sono stati coinvolti anche per quanto riguarda il progetto tablet e telemedicina. Abbiamo iscritto tutti quanti i medici di medicina generale nel portale che è dedicato. Abbiamo avuto in realtà poche adesioni da parte dei medici di medicina generale, nel senso che sono loro stessi che dovrebbero trovare in qualche maniera gli utenti da sorvegliare naturalmente durante il loro orario di lavoro. Abbiamo avuto qualche difficoltà rispetto a questo e quindi abbiamo cercato di coinvolgerli anche con il prossimo accordo che per il 2021 e speriamo che i medici di medicina generale in questo modo si facciano parte proattiva rispetto a questo progetto di telemedicina. Noi siamo partiti col progetto e quindi siamo solamente in attesa delle richieste da parte dei medici di medicina generale per attivare le utenze rispetto ai nostri cittadini. Ma abbiamo scoperto in realtà dalle dichiarazioni dei sindacati che questi non sono mai stati coinvolti né personalmente né tramite le organizzazioni sindacali. Non ci siamo fermati qui, abbiamo chiesto alla Giunta con un'interrogazione di fare chiarezza sui numeri e questa è la risposta che ci ha dato l'assessore. Le organizzazioni sindacali di medici di medicina generale sono state informate nell'estate del 2020 dell'attivazione del progetto di telemonitoraggio Covid-19 nell'ambito dei lavori del gruppo tecnico ristretto per la stesura dell'intesa per la disciplina dei rapporti biennio 2020-2021 e delle attività connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, successivamente approvate con la DGR 1737 del 20 novembre 2020. Al punto 5 dell'intesa relativo alla telemedicina dematerializzazione è espressamente previsto che al fine di sviluppare ulteriormente l'informazione e la telemedicina, la Regione ha proposto la sperimentazione di televisita nei rapporti tra medicina e paziente attraverso una piattaforma acquisita da INSIEL. Il lavoro, evidentemente reso ulteriormente complicato dal momento della pandemia per l'introduzione di nuovi meccanismi di operatività, ha avuto un'adesione di 294 medici di medicina generale. Sono stati consegnati 17 kit che coprono 51 pazienti. 4 all'ASUFC, 6 a SUGI e 41 ASFO. Quest'ultima ha consegnato 10 kit all'interno di una casa di riposo per poter monitorare tutta la popolazione residente della casa. A seguito della consegna in via d'urgenza in data 13 novembre 2020, in pendenza della stipula del contratto, avvenuta in data 26 gennaio 2021 a seguito della verifica dei requisiti, ha provveduto a consegnare il seguente materiale. I primi 5 kit campione completi necessari alla configurazione dell'apertura il 20 novembre 2020, ricevendo da INSIEL in data 25 novembre 2020 la validazione di quanto rispondenti ai requisiti di capitolato. 1500 pulsossimetri il 21 dicembre del 2020, gli ulteriori 140 pulsossimetri oltre ai 1500 termometri in data 21 gennaio 2021, 160 sfigmomanometri il 1 febbraio 2021. Gli ultimi 1340 sfigmomanometri consegnati in questi giorni risultano essere giacenti in dogana presso l'aeroporto di Venezia, in attesa delle pratiche di ingresso in Italia. Ad oggi sono quindi stati configurati ulteriori 160 kit completi che verranno distribuiti a partire dalla prossima settimana a cura delle aziende sanitarie, mentre i rimanenti 1340 verranno allestiti e consegnati nelle prossime settimane con un ritardo, ad oggi, di 2 giorni rispetto ai tempi contrattuali. Abitranx, con nota del 14 gennaio 2021 a riscontro del primo ordine di servizio, ha comunicato che le apparecchiature necessarie a completare la fornitura sono, come già indicato in premessa, giacenti in dogana presso l'aeroporto di Venezia, in attesa delle pratiche di ingresso in Italia che dovrebbero concludersi a breve. Come avete sentito, il problema non è solo la scarsa adesione dei medici in medicina generale, ma è la richiesta di coinvolgimento da parte della Giunta e la mancanza di disponibilità dei kit. Su 1500 sono stati consegnati solamente 17 per seguire 51 pazienti a domicilio e 10 kit a una casa di riposo.
mentre gran parte dell'attrezzatura per completare il kit giace ancora in dogana. Adesso decidete voi chi è che racconta la verità.